Un evento importante, quello di oggi, fortemente voluto dal Pasolini e dall'ANPI per ricordare una donna come Vittoria Giunti, che ha avuto anche un trascorso qui ad Agrigento, ricordiamo è stata anche sindaco di Santa Elisabetta. Che messaggio lanciare ai tanti giovani di oggi qui presenti in aula? Il messaggio è che bisogna riflettere, c'è bisogno di ripensare alla situazione attuale guardando anche la storia recente. Noi dobbiamo fare in modo ricordando coloro che hanno combattuto per la liberazione del nostro paese, per unificarlo, perché il fascismo aveva diviso l'Italia in due, che hanno poi combattuto per la Costituzione, che hanno costruito la Costituzione, possano essere un esempio in questa situazione. Erano giovani e che hanno scelto di scendere in campo, di combattere con piena maturità, con coscienza, donne e giovani. E allora noi vogliamo che questo serva a capire oggi che i giovani, che sono il futuro di questo Paese, possono dare un contributo di cambiamento, che possano farlo sui valori, diciamo, contando sui valori e sugli ideali che animarono le battaglie della Resistenza. È una giornata della coscienza civile e della mobilitazione dei giovani contro il pericolo del neofascismo, che in Italia sta ricominciando ad emergere e che, come noi sappiamo, minaccia dal vivo e nelle sue fibre più profonde la democrazia italiana. Una il richiamo ad una figura come quella di Vittoria Giunti è un recupero della memoria positiva di questo territorio, perché Vittoria Giunti fu una partigiana al nord, ma anche una partigiana assai speciale in queste terre, come esponente militante del movimento per l'emancipazione dei contadini dallo sfruttamento del latifondo e della mafia. Non bisogna restare bloccati nella memoria, la memoria è movimento e bisogna trovare gli stimoli dalla memoria per andare avanti e guardare il futuro. Che cosa dire ai ragazzi sulla personalità della signora Giunti? Sì, la Vittoria Giunti era una donna straordinaria, eccezionale, che avrebbe diritto a maggiore conoscenza, una grande intellettuale che è venuta a Raffadali, si è innamorata della Sicilia al punto che ha dimenticato quasi tutto il resto.